Appuntamento con la storia antica della città di Sora. Venerdì 6 maggio negli spazi della biblioteca in piazza Maier Ross si è svolto il seminario di archeologia e storia antica organizzato dall'Università Popolare di Sora. Il terzo dei molti incontri che l'università ha pianificato per studenti e cittadini ha messo il punto sui recenti scavi archeologici, analizzando fonti storiche ed epigrafiche che raccontano circa un secolo di storia, più precisamente quello che va dal V al IV secolo a.C. Con l'Università Popolare abbiamo inteso organizzare una serie di incontri dedicati alla storia più antica della nostra città, partendo dalle fonti archeologiche, dalle fonti storiche, dalle fonti epigrafiche, per accompagnare il cittadino turista inconsapevole in questa città invisibile, in questa città più antica che frequentiamo ogni giorno, ma inconsapevolmente, non conoscendone le radici che tramite questo corso andiamo a riscoprire, dal primo popolamento umano in epoca preistorica con l'uomo di Neanderthal, per passare poi alle fasi della preistoria e della protostoria, all'età volsca e quindi all'età romana. Con la romanizzazione Sora acquista una notevole importanza come centro strategico nella media Valle del Liri e pertanto prima Colonia Latina, poi municipio, poi ancora Colonia Latina, ha rappresentato nella storia di Roma, nelle alterne vicende della storia di Roma con i Volsci e con i Sanniti, un centro importante. Oggi affronteremo questo argomento, accompagneremo appunto gli alunni dell'Università Popolare alla scoperta della Sora romana, per poi con una visita, un archeotrekking nella parte urbana e poi sul Monte San Casto, andare a vedere, a toccare con mano tutte quelle realtà che testimoniano la grandezza di Sora in età romana. Sui temi di archeologia e storia antica ci saranno altri appuntamenti e oltre all'uscita di sabato 7 maggio, nella città di Sora sono previste uscite nei comuni limitrofi come Atina, Frosinone, Ferentino e Veroli, per una crescita continua e collettiva. Ovviamente i corsi di storia antica, archeologia e storia antica sono soltanto una piccola parte di quello che è il calendario dell'Università Popolare, con corsi di filosofia, di lingua italiana e di archivistica. Stiamo ampliando ancora l'offerta formativa e quindi invitiamo tutti voi a seguire l'Università Popolare, a seguirci sulla nostra pagina Facebook e ad entrare in contatto con noi sia come spettatori, diciamo, di questi corsi, sia come parte attiva, come alunni o anche, perché no, anche come docenti. A sottolineare il buon lavoro svolto dall'Università Popolare di Sora la presenza dell'assessore al turismo Andrea Alviani. Un ringraziamento speciale che va all'Università Popolare e alla dottoressa Cerqua per questi seminari che offrono la cittadinanza sorana, dove può rendere partecipe a tutti quanti noi come prima era Sora e come è tuttora. Il presidente dell'Università di Sora ha colto l'occasione per ricordare l'appuntamento del 21 maggio, quando si terrà l'assemblea dei soci e si tireranno le somme sugli sforzi fatti fino ad ora. Ma vorrei approfittare dell'occasione della conferenza di questa sera della dottoressa Manuela Cerqua, la terza parte dei suoi seminari archeologici sulla romanizzazione del territorio, per ricordare un appuntamento importante del 21 maggio, giorno in cui terremo l'assemblea dei soci. Un'assemblea ordinaria che sarà importante per noi perché potremo fare un resoconto di tutti gli sforzi fatti e delle cose belle che stanno nascendo, i corsi che sono partiti e quelli che ci prefiggiamo di far partire ancora nel corso dell'anno.